Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di prealpina.it. Notte violenta a Varese, in particolare in Piazza Repubblica. Qui un 31enne originario dell'Honduras ma residente a Venegono, già noto alle forze dell'ordine, è stato accoltellato da un uomo che poi si è dato alla fuga. La vittima è stata colpita con un coltello al volto, al torace, alla spalla sinistra e al ginocchio destro, con lesioni non profonde, un paio di centimetri, ma preoccupanti, in particolare sul petto. In base ai primi riscontri non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul caso stanno indagando gli agenti della squadra volante della questura e sempre gli uomini della Polizia di Stato stanno facendo chiarezza su un'altra aggressione molto meno grave avvenuta in un locale di Via Manin. Qui, sempre ieri sera, un trentenne al culmine di una lite è stato colpito alla testa da un ventenne con la parte metallica di una batteria. E restiamo sulla cronaca, da Lecco a Varese in seguito a un gravissimo incidente. Un ventenne lecchese è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Circolo dopo un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Casatenovo. Stando ai primi riscontri, il ragazzo è rimasto ferito nello scontro fra due automobili su cui viaggiavano in tutto 4 giovani fra i 19 e i 20 anni e il più grande ne ha 25. Il ventenne è in condizioni più gravi, residente in provincia di Lecco, è stato trasportato verso le 2 della notte scorsa a Varese con l'elisoccorso. Ha riportato varie fratture ed è in prognosi riservata. Passiamo adesso alla politica. Forza Italia prepara il rilancio sul territorio di Varese con la nomina di 12 referenti provinciali. Tutti i dettagli nel servizio curato da Nicola Antonello con immagini di Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. Sono qui con questa piantina provinciale non a caso, l'abbiamo suddivisa in aree, sono 12 aree e saranno funzionali a un'organizzazione, una strutturazione del partito che possa consentire a Forza Italia di essere presenti anche nelle zone più remote della provincia, anche nei piccoli comuni. L'idea è quella di essere sempre più presenti sul territorio, raccogliere le istanze, essere vicini ai nostri simpatizzanti, ai militanti, alle nostre figure istituzionali, ai nostri referenti partitici e politici, essere presenti sul territorio perché è l'unica maniera per poter capire meglio i problemi della nostra comunità e trasformarli poi in azione politica. La provincia di Varese è molto grande, era impensabile semplicemente con l'azione dei nostri bravissimi enti locali, quindi il nostro Piero Galparoli con Pietro Zappamiglio, con la nostra segreteria provinciale o col nostro commissario provinciale Giacomo Caliendo, dovevamo avere un supporto anche per coinvolgere maggiormente tutte le figure che si sono distinte al nostro partito e abbiamo pensato di creare queste aree. E passiamo adesso allo sport, calcio, alla vigilia della sfida playoff con il Lecco. Domani alle 14:30 a Rigamonti i tifosi della Pro Patria fanno sentire la propria voce in maniera netta riguardo alle ultime vicissitudini societarie. Gli striscioni comparsi questa mattina allo Sperone di Busto Arsizio invitano senza mezzi termini la società napoletana ad andarsene. Le scritte rivolte al consorzio SGAI e al presidente Citarella sono infatti eloquenti. Del resto la situazione del club è delicatissima. Esistono scadenze economiche ravvicinate da onorare per potersi iscrivere anche l'anno prossimo nei professionisti e in questo momento il futuro sembra a forte rischio. Intanto questa mattina gli Ultras hanno accompagnato la Pro Patria durante la rifinitura con cori di incitamento alla squadra, fumogeni e grande vicinanza. E chiudiamo con il basket, la pallacanestro Varese sogna i playoff. Vediamo il servizio realizzato da Giuseppe Sciascia con immagini di Agenzia Blitz. Archiviata la pratica salvezza grazie alla vittoria catartica nella sfida di domenica contro la Fortitudo Bologna, ora lo Peggio Metis alza l'asticella e sogna i playoff. Trasferto domani sera a Brescia per la formazione di Alberto Seravalli, impegnata sul parquet della terza forza Germani, già aritmeticamente certo della qualificazione playoff e del suo piazzamento d'ingresso nel tabellone della post-season. La società del patron Mauro Ferrari ha recentemente aggiunto un califfo come John Brown a un roster già molto competitivo, attenzione soprattutto al bomber Amedeo della Valle che contenderà al nostro Marcus Kin la palma del capocannoniere del campionato fino all'ultimo, e sicuramente a Varese servirà una grande impresa per tornare dalla terra bresciana con i 2 punti necessari per sognare ancora. Biancorossi senza tifosi al seguito. La prefettura di Brescia, su disposto dell'osservatorio del Ministero dell'Interno sulle manifestazioni sportive, ha infatti proibito nella giornata di ieri la vendita ai tifosi ospiti.
Sarebbero stati scontri all'esterno di Masnago fra polizia e i tifosi dell'Open John Mattis nella gara di domenica a indurre al provvedimento. E questa è l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19. Una buona giornata.